Naro debutta alle Vie dei Tesori e apre le porte di 12 siti, dal crocefisso costruito dagli angeli alla rarissima Bibbia poliglotta in 8 lingue del 1657. 3 weekend per scoprire la città, tra visite e passeggiate, il 14 e il 15 settembre, il 21 e 22 settembre, il 28 e 29 settembre. Ieri la presentazione ufficiale dell'evento. Per noi è motivo di grande orgoglio essere riusciti a rientrare in questo circuito delle Vie dei Tesori, un festival regionale, e sapere di aver potuto anche per il rotto la cuffia, perché siamo arrivati proprio all'ultimo momento, a inserire Naro, ed è il terzo paese della provincia di Agrigento, dopo Sciacca, dopo Sambuca che è il borgo più bello d'Italia, inserire pure Naro con il suo barocco ci riempie veramente di grande soddisfazione. Ci aspettiamo tantissimo da questa iniziativa, perché intanto c'è una comunicazione capillare a livello regionale. Il 22 settembre arriverà un pullman da Palermo, organizzato sempre dalle Vie dei Tesori, e man mano ci saranno questi 3 appuntamenti, questi 3 weekend di settembre, dove le nostre chiese, i nostri palazzi saranno aperti per la fruizione ad un pubblico più vasto. Questa è stata un'estate, devo dire, particolarmente ricca, e di questo dobbiamo ringraziare le tante associazioni culturali presenti a Naro, i tanti gruppi musicali, di danza e ballo, che ci hanno consentito di fare quasi a costo zero un cartellone molto variegato, ma molto ben accettato dalla nostra popolazione, e devo dire anche dai gruppi vicini. E ancora non finisce qui, direbbe qualcuno, perché il giorno 15 ci sarà la selezione al Castello Chiaramontano per i giovani che vogliono essere selezionati, che puntano ad essere selezionati per Sanremo Giovani. Credo sia l'unica tappa in Sicilia. Adesso insomma stanno anche tentando in altre località, ma al momento è l'unica tappa in Sicilia. Quindi se ci sono giovani di talento che vogliono partecipare a questa nuova opportunità, insomma, che noi offriamo, si mettono in contatto con i numeri che vedete in sovraimpressione per potersi prenotare in ogni caso.